Saranno state le 2 passate e così di punto in bianco che aveva cominciato a piovere, è venuto a grandinare e nel giro di pochi secondi si è alzata una folata di vento allucinante che io ero anche sopra sul palco, ho cominciato a sentire venire giù cose che il mio collega ci ha chiamato tutti giù perché dalla vetrata qui davanti ha visto proprio il coperto volare via. E ci siamo riparati sotto gli scaffali così perché pensavamo che venisse giù tutto a un certo momento, perché proprio c'era il vento, aveva una forza spaventosa. San Fior, via Pomponio Amalteo, in pochi istanti una tromba d'aria ha spazzato via come fosse di carta il tetto del capannone che ospita la Cravedi, ricambi auto e veicoli industriali, e la Piave SRL, servizi per l'edilizia. Le lamiere ed il materiale isolante sono sparsi nel raggio di un centinaio di metri. I dipendenti erano al lavoro, per fortuna non si registrano feriti né tra i lavoratori né tra i passanti. Fortunatamente eravamo tutte al sicuro e qui non passava neanche nessuno, che di solito è sempre un via vai di gente. Che anche la chiesa ha fatto un po' da paravento, perché se volavano queste lamiere in mezzo alla strada, che passava qualche macchina, poteva succedere qualche bel disastro. Sul posto è subito arrivato anche il proprietario dell'immobile. Ingenti i danni causati dalla tromba d'aria allo stabile. Cosa è successo? Qua ci sono danni. La tromba d'aria ci hanno avvisato mentre eravamo a pranzo, come vedete si è scoperchiato tutto, è stato tolto il tetto su un capannone di 1500 metri e adesso stiamo cercando di intervenire in modo di garantire le persone che sono dentro, che la merce che c'è dentro non venga danneggiata. Stiamo programmando un intervento immediato per mettere in sicurezza l'immobile e poi adesso vedremo. Noi abbiamo per fortuna una copertura assicurativa e quindi, cioè, al di là che è dovuto, che dobbiamo garantire i nostri inquilini che possano lavorare, noi faremo la nostra parte.